Buonasera, Vito Facchinetti, penso mi conosciate, sono vice sindaco di Ciarè. Un piccolo inciso qua sull'ultimo intervento del consigliere Bonfante, sono io che ero contrario al porta a porta, no? Siccome me lo ricordano tutte le volte, no? Che ne hanno l'opportunità, e io tutte le volte devo dire sì, sono io che ero contrario, sui giornali ti ho fatto anche, però ho dovuto anche ricredermi qualche anno dopo dicendo che è stata una valida iniziativa, lo è ancora tuttora, e spero che anche altri comuni come Vico. Questa sera ero venuto a questo incontro con una speranza. Loro li avevo già incontrati, ci eravamo già sentiti, avevamo così discusso insieme su questo tipo di iniziativa, ma come amministrazione eravamo rimasti molto chiari. Abbiamo detto vi abbiamo sentito voi, avremmo desiderato sentire anche gli altri. Purtroppo questa sera sono latitanti, chi è assente è sempre per conto mio perdente. Ci sono stati però, ci sono due fatti che forse possono portare un rimedio a questa assenza. Si diceva prima sia nell'intervento dell'assessore Giorgetti ma anche di Clara Scapin che ci vorrebbe una pianificazione a livello provinciale, una pianificazione a livello regionale. Ecco, se non lo fanno i politici, noi che poi siamo gli amministratori locali, quelli che poi devono prendere le scelte, quelle che diventano le più così inaccettabili da parte della popolazione, non possiamo noi subire questo. Allora che siano chiari, che facciano quei piani che devono essere fatti di modo che anche gli amministratori locali possano contare su qualcosa di concreto e discutere ai tavoli dove vengono decise queste iniziative. In secondo luogo, non me ne abbia Clara Scapin, si è parlato tanto di Sanguinetto, ma anche Legnago. Scusami, sei l'unica interlocutrice questa sera che rappresentavi, diciamo, l'amministrazione comunale di Legnago quando Legnago, forse un po' in sordina, ha preso la decisione per questa iniziativa di centrale biomassa. Io volevo solo chiederti quali sono stati, come giunta comunale di Legnago, come consiglio comunale di Legnago, gli aspetti che vi hanno portato a scegliere per questo tipo di intervento che, così, almeno a parer mio, non è alquanto producente, anzi ci sono tutte le carte per non essere favorevoli a questo. Se sarai grata di darmi una risposta, ti ringrazio. Grazie. Per fatto personale, precisazione. Non era riferita a Vito che è ancora in rimorso e quindi ogni volta si sente. No, assolutamente, era riferita a Massimo Giorgetti. Mentre Vito Facchinetti viveva a Ciarea e sentendo le proteste era assolutamente giustificato un'azione politica su un fatto particolare come quello della raccolta differenziata. Secondo me era meno giustificato che l'assessore all'ecologia dell'epoca, cioè Giorgetti, fosse contrario, perché lui sapeva benissimo dove saremmo arrivati se non facevamo la raccolta differenziata. Lui aveva tutti i dati per poter essere già allora a fianco oppure stare zitto sulle scelte di allora. Decise per motivi di opportunità politica di mettersi contro con un'intervista molto ampia sull'Arena in cui ci spiegò che non era necessaria la raccolta differenziata porta a porta perché c'era la discarica di Legnago, che era un errore evidentemente, e lui aveva tutti i dati per sapere che era un errore. Lo fece per motivi in quel momento politici, giustificato ma sbagliato. Ecco, questo era il mio intervento, non era rivolto a te. Grazie, sono Roberto Scippolo, sono stato chiamato in causa dal consigliere Bonfante, sono di un gruppo di minoranza del comune di Sanguinetto. Sono stato definito come possibilista. È vero, parlava l'assessore Giorgetti che queste centrali a biomasse sono una novità. In effetti è stata una novità anche per Sanguinetto, e siccome io mi sono candidato per il bene del paese, pensavo
che potesse anche essere il bene del paese, e certamente non avevo i dati per poter dire no a una cosa che non conoscevo. È vero quindi che il Consiglio Comunale ci siamo astenuti, ma ci siamo astenuti impegnandoci a fare delle serate informative come queste, e abbiamo fatto 2 serate, a una delle quali hanno partecipato tutti e 3 i componenti, anzi 4, perché c'era anche il sindaco di Sanguinetto, i quali hanno potuto dire la loro. Naturalmente c'è stato un confronto a distanza, diciamo, perché nella serata successiva, la serata per il no, hanno partecipato il comitato del no insieme a Federico Valerio, che è un luminare da questo punto di vista e che ci ha veramente illuminato, e grazie a questo incontro noi nel consiglio successivo abbiamo votato contro, anzi abbiamo votato a favore della mozione che è stata presentata per annullare la delibera che nel frattempo l'amministrazione aveva votato. Mi congratulo comunque con la signora Scapilli, l'ho fatto presente anche a Casaleone, cioè sul fatto che queste cose purtroppo vanno in sordina. L'amministrazione di Sanguinetto ha cominciato con una riunione informale, informativa, non so se avesse come oggetto le fonti rinnovabili, quindi nascondendo sotto questa riunione il fatto che c'era ben di più grosso, che era appunto una centrale a biomasse di 10 megawatt e 35 megawatt di vapore, quindi diciamo un mostro rispetto a quello che era una riunione alla quale ha partecipato sì e no certamente pochissime persone. Infatti uscendo ho fatto presente ai consiglieri che se avessero effettivamente informato la gente di che cosa si sarebbe parlato, evidentemente la sala sarebbe stata piena. Quello che mi preoccupa è il fatto che c'è chi vuole informarsi per poter avere dei dati e decidere, delle persone che ritengono umilmente di non avere informazioni necessarie per poter decidere, e invece mi preoccupa il fatto che gli amministratori non fanno mai parte, non vengono mai a questi tipi di incontri, dove effettivamente hanno tutto da imparare. Noi abbiamo imparato da persone che ne sanno molto più di noi. Federico Valerio è uno di questi, così come Gianni Tamino, il quale ci ha veramente illuminato su quello che può produrre una centrale di questo tipo in una zona come la nostra, che prima si parlava che nel Trentino certamente non hanno la nebbia che abbiamo noi, non hanno l'aria che abbiamo noi. Quando qui l'aria vediamo che sta per settimane, è sempre quella, nel Trentino effettivamente l'aria è un po' più salubre. Ecco, quello che mi preoccupa è questo, il fatto che non si voglia assolutamente informarsi e si vada avanti praticamente con gli occhi chiusi. Questo è veramente preoccupante. Ringrazio sicuramente il comitato del no e ringrazio quanti umilmente vengono ad informarsi per poter avere dei dati per decidere. Grazie.